Presidente della Repubblica Mattarella aprirà la settimana sociale dei cattolici il 3 luglio a Trieste e chiuderà il programma Papa Francesco con la messa in Piazza Unità. Papa Francesco arriverà direttamente in elicottero in Porto Vecchio, si sposterà con un'auto scoperta verso il centro, ma in precedenza incontrerà anche un gruppo di migranti. No al trasferimento dei migranti del Silos al campo scout di Camposacro sul Carso, depositata la petizione dei residenti. Evitiamo che si ripetano i fatti del 2020. Molestie sessuali ad alcune passanti in viale 20 settembre, arrestato dalla polizia un 25enne italiano dopo le ripetute segnalazioni alla questura. Rapine, furti e violenze, il questore Ostuni ai microfoni di Tele4, abbiamo sempre individuato i responsabili e aumentato la sorveglianza. Una rissa fra stranieri finisce a coltellate nel centro di Gorizia, il sindaco Ziberna a Tele4, bisogna fare il possibile per integrare i giovani non italiani sul territorio. Parcheggio del Silos mezzo vuoto e coda di veicoli sulle rive per parcheggiare al Molo Quarto. L'appello all'utilizzo del park e della stazione del sindaco di Piazza. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Sono stati resi noti questa mattina maggiori particolari in merito alla 50ª edizione della settimana sociale dei cattolici in Italia. A Trieste dal 3 al 7 luglio sarà chiusa, come noto, dal Papa e sarà aperta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il servizio di apertura di Umberto Bosazzi. Era noto da tempo che Papa Francesco avrebbe concluso domenica 7 luglio la 50ª edizione della settimana sociale dei cattolici in Italia. Oggi è arrivata la conferma che sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad inaugurare mercoledì 3 luglio alle 17 in Piazza Unità l'appuntamento organizzato dalla CEI. Stamani il Vescovo Trevisi, assieme a Monsignor Luigi Renna, Arcivescovo di Catania, Presidente del Comitato Organizzatore della settimana, e al Professor Giovanni Grandi, componente il Comitato Scientifico, ha fornito alcuni dettagli in più relativamente alla presenza a Trieste del Santo Padre, presenza di fatto concentrata nei luoghi e nei tempi per non affaticare eccessivamente Bergoglio. Ci troviamo in luglio e non sappiamo bene come sarà la temperatura, ma andare in giro per la città risultava poco sostenibile, insomma attualmente, visto anche un po' la precarietà del Papa, che talvolta fa fatica per la voce e così via. Il Papa parte con l'elicottero alle 6:30 dall'eliporto del Vaticano e atterra nei pressi del parcheggio del centro congressi. Dopo il saluto delle autorità alle 8:30 il Papa terrà un intervento che sarà il momento centrale della giornata conclusiva dell'appuntamento. Quindi un breve incontro con il mondo ecumenico ed accademico triestino, ma soprattutto con un gruppo di disabili e di migranti. Alle 10 il pontefice lascerà il centro congressi per dirigersi in Piazza Unità. Il trasferimento avverrà a bordo della papamobile o comunque in un'auto scoperta. Chi volesse salutare il Papa potrà dunque farlo lungo il tragitto che probabilmente percorrerà il viale del Porto Vecchio. La Santa Messa, concelebrata in Piazza Unità dai vescovi che saranno presenti, inizierà alle 10:30 per chiudersi attorno a mezzogiorno. Alle 12:30 il Papa, a bordo dell'elicottero, decollerà dal Molo Audace alla volta del Vaticano. Il commento del Vescovo Enrico Trevisi sulla visita di Papa Francesco a Trieste in occasione della settimana sociale dei cattolici in Italia. Sì, però sarà bello avere delle voci autorevoli come quelle di Sergio Mattarella e di Papa Francesco, per cui il tema della partecipazione, della democrazia, con uno sguardo anche verso il futuro, saranno anche con due testimoni che hanno anche una ricca esperienza di partecipazione che possono portarci, per cui penso che sia davvero un'edizione, quella del prossimo luglio, molto interessante per gli argomenti e anche per chi verrà, non soltanto Sergio Mattarella e Papa Francesco, ma anche altri autorevoli testimoni. E non è indifferente il luogo? Non è indifferente il luogo, perché Piazza Unità d'Italia, dove si inizia e si finisce questa settimana, è anche una piazza che evoca tanti sentimenti. Ricordiamo anche che è la piazza dove sono state proclamate le leggi razziali e invece noi vogliamo lì proclamare che c'è un'altra partecipazione, che c'è invece una democrazia nella quale tutti siamo chiamati a dare il nostro attivo
apporto. Penso che il luogo significativo è quello dell'intera Trieste, per cui certo siamo terra di frontiera, terra di convivenza di popoli, culture e religioni, una terra che è stata insanguinata dalle tragedie, delle foibe e della risia di San Sabba, ma anche una terra che può raccontare che si può uscire da queste violenze e si può invece essere anche un segno propositivo, un segno che anche per gli altri popoli che sono in guerra sia una speranza. Si può ricominciare a parlarsi e a costruire la pace. Come ogni venerdì anche stasera torna Ring con Ferdinando Avarino alle 21:10. Ecco gli ospiti: Alberto Polacco, Forza Italia; Antonio Lippolis, Fratelli d'Italia; Emanuele Cristelli, Italia Viva; Riccardo Laterza, adesso Trieste; Enrico Sossi, Movimento 5 Stelle e Stefano Bernobic della Lega. No al trasferimento dei migranti del Silos al campo scout di Camposacro sul Carso triestino. È stata depositata una petizione a firma di gran parte dei residenti che chiedono di evitare il ripetersi dei fatti del 2020. Marco Stabile. Il trasferimento dei migranti del Silos al campo scout di Camposacro non sa da fare, e questo è il senso di una petizione con 54 firmatari, sostanzialmente la metà dei residenti della frazione carsica, che si oppongono all'operazione che verrà fatta scattare appena completata la compravendita dell'edificio di proprietà di Coop Alleanza. Si pensava prima dell'estate, ma ora i tempi sembrano potersi allungare. A sollecitare la raccolta firme non è solo la privazione di spazi di aggregazione ai giovani scout, ma la paura dell'effetto che la localizzazione dei migranti avrebbe, anzi ha già avuto in quel sito, utilizzato ora dalla comunità La Fonte per l'accoglienza di minori. Il riferimento è all'estate 2020, quando il Ministero degli Interni decise, di fronte all'emergenza arrivi dalla rotta balcanica, di collocarvi una tendopoli. Una decina di tende da campo del Ministero degli Interni già montate e altre 4, se necessarie, pronte per il montaggio. I 120 abitanti di Camposacro ricordano bene quel periodo. La scelta di sistemarvi i migranti fa prevedere una situazione di sicuro sovraffollamento, si spiega nella nota, che si ritiene non controllabile numericamente sia per la sua ubicazione che per il suo libero accesso 24 ore su 24. Si va a sconvolgere sensibilmente la vita degli abitanti. Il riferimento è appunto a 4 anni fa, quando i richiedenti asilo erano in numero ben superiore rispetto alla capienza della struttura e quasi il triplo dei residenti di Camposacro. Si ricordano intasamenti degli autobus, ritardi per gli accessi a scuola, lavoro, visite mediche, immondizie, cibo sparso fuori dai bottini con proliferazione di ratti, bisogni corporali, molestie, schiamazzi sia di giorno che di notte. Tra gli altri episodi segnalati anche i furti nel supermercato Prospicente, fatto documentato all'epoca della nostra emittente, in un contesto in cui si teme anche per le abitazioni private. Tutto ha un limite, spiegano, abbiamo diritto di vivere senza paure. Notizia dell'ultima ora: è scivolato con lo scooter, è andato in ospedale con un trauma cranico, è accaduto all'incrocio tra via della Madonnina e via Oriani. Il protagonista è un 65enne che è stato ricoverato in ospedale per gli accertamenti. Fortunatamente il casco ha attutito il colpo, eventualmente aggiornamenti nelle prossime ore all'interno dei nostri telegiornali. Molestie sessuali alle passanti di Viale 20 Settembre, è questa l'accusa per cui è stato arrestato dalla polizia un 25enne italiano di origine asiatica. Vediamo. Molestava le passanti con palpeggiamenti ripetuti e violenti. Almeno 4 le vittime che hanno subito le molestie nella giornata di ieri, giovedì 2 maggio. 2 di queste si sono recate all'ufficio volanti della questura a sporgere denuncia, riferendo i fatti capitati sia a loro stesse che alle altre donne. Le descrizioni fornite dalla coppia e i pattugliamenti mirati dei poliziotti hanno permesso di rintracciare l'uomo, un 25enne di nazionalità italiana con origini asiatiche, proprio nella zona del viale, in mezzo a decine di persone, fra famiglie e bambini, intenti a prendere un gelato accomodati su uno dei tanti tavolini. L'uomo è stato identificato e riconosciuto dalle denuncianti. Poi, prima del trasferimento in carcere, visibilmente ubriaco, ha resistito all'arresto e tentato di danneggiare l'auto della polizia. Già noto per altri precedenti, reati contro il patrimonio e la persona, e destinatario anche di un avviso orale del questore, è stato trasferito al Coroneo, dove rimane in attesa del procedimento penale in cui sarà accusato di violenza sessuale.
Violenze, furti e rapine in città. Il questore di Trieste Pietro Stuni oggi ha voluto rassicurare. Sono stati individuati i responsabili dei diversi episodi dell'ultimo periodo ed ha aggiunto anche che è costante il monitoraggio della polizia nei differenti luoghi considerati più sensibili. Bernardo Gulotta. Ogni episodio più o meno recente che riguarda fatti di cronaca nera a Trieste è sotto lo stretto monitoraggio delle forze dell'ordine. La polizia in questo contesto è molto attenta al controllo del territorio, dispiegando numerosi agenti nei punti più sensibili del capoluogo, piazze, rioni o complessi abitativi. La rassicurazione proviene direttamente dal questore di Trieste Pietro Stuni, che questa mattina, a margine del Memorial Day organizzato dal sindacato SAP in ricordo degli agenti caduti in servizio, ha approfittato per fare il punto della situazione. Su tutti gli episodi che ci sono stati, noi ci siamo sempre stati e abbiamo, o noi o i colleghi dell'Arma, individuato sempre i responsabili. Gli ultimi fatti che sono accaduti, gli responsabili sono stati tutti individuati. È chiaro che qua si paga un po' lo scotto della presenza di un numero alto di minori stranieri non accompagnati che spesso e volentieri, come ho già detto, non sono seguiti come devono essere seguiti. Noi facciamo il nostro, noi dobbiamo osservare le leggi. Quando ci chiedono perché una persona non è stata tratta in arresto, noi seguiamo delle normative e nell'alveo delle normative vigenti ci dobbiamo muovere, però vi assicuro che i servizi ci sono, facciamo, e voi lo vedete, ogni settimana servizi ad alto impatto, che sono i servizi interforze, stiamo attenzionando Piazza Goldoni, Piazza Perugino, Piazza Libertà, cioè tutte le zone che presentano criticità, noi li attenzioniamo. Un passaggio il questore lo ha rivolto anche ai mezzi di comunicazione e più in generale alla divulgazione delle notizie anche da parte di chi pubblica sul web, troppe volte senza i dovuti approfondimenti. Io ho molto rispetto per il vostro lavoro e ho sempre interloquito con tutti, quindi è una cosa che mi fa piacere avere una stampa attenta a tutto quello che accade, è un fatto positivo per me, però bisogna anche comunque discernere bene prima di dare la notizia, perché la notizia data così all'istante senza un piccolo riscontro dato da noi o dai colleghi dell'Arma o di chi interviene può perdere veramente contenuto. Ci spostiamo adesso a Gorizia. 6 condanne per omicidio colposo per la morte di Stefano Borges, il tredicenne precipitato nel pozzo del Parco Coronini di Gorizia durante una gara di orientirigo organizzata la mattina del 22 luglio 2020 nell'ambito del centro estivo Estate Tutti Insieme. Il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna è stato condannato a 1 anno e 10 mesi di detenzione più 2 mesi di arresto per la violazione della normativa in materia antinfortunistica, in quanto presidente della Fondazione Coronini Kronberg. I componenti del curatorio della Fondazione, Marco Menato, ex direttore della Biblioteca Statale Isontina, Tiziana Gibelli, ex assessore regionale, Raffaella Sgubin, il direttore del servizio ricerca, musei e archivi storici dell'ERPAC, il commercialista Maurizio Boaro e Bruno Pascoli, componente cooptato supplente, sono stati invece condannati a 1 anno e 4 mesi più 2 mesi di arresto. A tutti e 6 gli imputati sono state riconosciute le attenuanti generiche e la sospensione della pena e la non menzione, non andranno quindi in carcere. Per tutti è stato disposto il pagamento delle spese processuali. Il punto sull'ultima rissa fra stranieri avvenuta proprio a Gorizia e sulle possibili attività di prevenzione sollecitate dal sindaco Rodolfo Ziberna. Sentiamo. L'ennesima rissa fra giovani stranieri, stavolta in Corso Italia a Gorizia. L'alterco inizia a parole e poi passa alle vie di fatto, tra uno schiaffo e un calcione, però compare un coltello e un 18enne finisce all'ospedale per le conseguenze dei fendenti. La prognosi non è grave, le forze dell'ordine indagano sui fatti per accertare la posizione di tutti i soggetti coinvolti, ma ciò che preoccupa di più, stando al sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, è la ripetitività del fenomeno su tutto il territorio regionale. Ma quello che preoccupa di più, non tanto come certamente c'è sempre stato, poi con un'affluenza anche maggiore di persone che sono meno radicate al territorio, meno controllate in questo senso, è più facile che ciò accada. Quello che preoccupa di più è appunto il coinvolgimento del segmento giovane della popolazione. È un segmento che si riferisce alla migrazione, che in questo momento è una migrazione che ovviamente non consente, non assicura ai soggetti migranti
quelle condizioni che vanno dalla scolarità perciò anche all'acquisizione di formazione, di competenze. Dunque, oltre alla repressione e alla punizione dei responsabili dei fatti violenti, quali sono le reali strade per prevenirli? Ma la prevenzione dobbiamo cercare di farla cercando di integrare il giovane. Come? Con le buone pratiche, il buon esempio, attraverso associazioni culturali, potrà sembrare banale, con lo sport, fare in modo perciò che questi giovani vengano sottratti dalle baby gang, sottratti da quell'ambiente che isola e attraverso il quale viene isolato. Fare in modo che perciò a questi si possano offrire opportunità di vivere il mondo che lo circonda in modo diverso e con occhi diversi dagli attuali. Ancora un ingorgo sulle rive questa mattina, fortemente congestionate per l'enorme flusso di turisti in macchine e camper, una lunga coda a occupare l'intera via per parcheggiare poi al Molo Quarto. Tutto questo mentre c'erano 600 posti liberi al parcheggio del Silos. Il punto nel prossimo servizio. È circa mezzogiorno e c'è una fila intensa di veicoli che percorrono le rive per andare a parcheggiare in Portovecchio. In realtà, come ci spiega il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, al parcheggio del Silos ci sono 605 posti liberi. Questa mattina ci sono, buongiorno a tutti, ci sono 605, ieri c'erano 690, allora abbiamo 1000 cari concittadini, abbiamo 1000 posti macchina a disposizione. In questo momento ce ne sono 605, io parcheggio sempre qua, entro col telepass, per cui non ritiro neanche il biglietto, entri col telepass ed esci col telepass, è il top. Per quanto riguarda i turisti, naturalmente adesso cercherò di far mettere sui navigatori in maniera che... Allora parliamo sempre, la fila dietro il comune, perché tutti vogliono andare dietro il comune, ma qui siamo a 700-800 metri dal centro, perché insomma prendi la via Trento e se prendi il ponte via Casa del Risparmio sei arrivato in centro, dico. Ecco, come vedete la situazione sulla carreggiata centrale di sinistra si prosegue, mentre a destra si forma un incolonnamento per chi decide di andare a parcheggiare in Portovecchio. Il problema pare sia legato al fatto che il Silos, il parcheggio vicino alla stazione, invece non è inserito in molti sistemi di navigazione. Sicuramente in questo momento la città sta vivendo un momento straordinario sotto il punto di vista turistico, ma ripeto, ogni giorno sento alcuni triestini, poi c'è anche tanta politica, non ci sono i parcheggi, che sicuramente mancano i parcheggi, perché adesso faremo quello che sposteremo il mercato frutticolo, però qui 605 la dice lunga sulla mancanza di parcheggi a Trieste. Tavola rotonda nella sede di Gorizia della Camera di Commercio della Venezia Giulia per fare il punto della situazione a 6 mesi da Go 2025. Il focus principale rimane quello dei giovani, per cui noi vogliamo che questa sia la città aderente alle esigenze e ai sogni dei giovani per il loro futuro su questi territori. I 130 milioni di euro investiti dalla sola regione Friuli Venezia Giulia, più tutti gli altri contributi portati dai vari attori sul campo per Go 2025, gettano le basi anche per il futuro di Gorizia. Oggi la riunione del tavolo di coordinamento per fare il punto della situazione a 6 mesi dalla partenza della Kermesse. Una delle missioni, come ricordato dall'assessore alle finanze Zilli, è attrarre i giovani che sono il futuro e puntare su grandi eventi. Per questo abbiamo messo in campo tutta un'attività promozionale, concertistica, di grandi eventi, con l'aeroporto Duca d'Aosta che sarà teatro di questi grandi concerti dell'inizio 2025 e poi non solo, un rafforzamento delle collaborazioni tra le università e poi un'attività anche di avvicinamento di tutti gli amministratori locali della regione per una giornata di studio e approfondimento per consentire loro di conoscere le opportunità che questo grande evento darà non soltanto a Gorizia ma, come ho detto, a tutto il territorio regionale. Il potenziamento del trasporto trasfrontaliero per favorire la mobilità soprattutto dei giovani, gli investimenti per Borgo Castello, la viabilità, le sponsorizzazioni, i lavori di adeguamento dei musei sono solo alcuni degli sforzi che si stanno compiendo in vista di Go 2025. Per Gorizia è una grande opportunità, abbiamo sentito di più di 130 milioni solo dalla regione. La Camera di Commercio nel suo piccolo ci sono quasi altri 2 milioni e così via via sentendo gli altri, per cui quello che manca è coinvolgere la popolazione, coinvolgere i ragazzi, noi stiamo già lavorando, lo faremo come Camera di Commercio attraverso l'associazione di categoria, faremo in modo che la città si sia coinvolta, però quello che vediamo è che tutti gli investimenti che facciamo
al di là di attirare attenzione, sono investimenti a lungo termine che serviranno anche dopo Go25. Questa bellissima perla che è Gorizia dobbiamo un po' tutti attaccarla al carro regionale che sta marciando con Trieste in pista per quanto riguarda il turismo, naturalmente sto parlando, per cui Gorizia merita un ruolo di grande qualità. Ci fermiamo per una pausa, ci vediamo fra poco. Vi ricorderete lo stop di via Brigata Casale che adesso è stata riaperta. A causare lo stop era stato lo sversamento di cloruro ferrico da parte di un mezzo pesante sul manto stradale, fatto che si è registrato martedì 30 aprile. Si è svolto invece questa mattina nel Famedio della Questura di Trieste il Memorial Day, giornate di celebrazione per i poliziotti che sono morti in servizio, organizzata dal SAP, è arrivato alla sua 32esima edizione. Memorial Day 2024 al 32esimo anniversario dalla strage di Capaci, dove perse la vita il giudice Giovanni Falcone e gli uomini della scorta. All'interno della Questura di Trieste questo momento per ricordare tutti i poliziotti che sono caduti in servizio, ma non solo loro, anche giornalisti, religiosi, politici. Questo momento è sentito proprio per voler ricordare chi durante il servizio, durante lo svolgimento della propria professione è caduto per mano della criminalità organizzata. La strage di Capaci, come quelle di via D'Amelio a Palermo, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della scorta, tra cui il mugesano Eddie Walter Cosina, ma anche l'ispettore della squadra mobile di Trieste Luigi Vitulli, morto il 4 dicembre del 1999 in un conflitto a fuoco a Borgo San Sergio, e l'agente scelto Vincenzo Raiola, ucciso a soli 26 anni a Milano a seguito di una sparatoria con un gruppo di rapinatori che assaltarono un furgone portavalori. Più di recente poi gli agenti Rotta e De Menego, morti nella questura di Trieste il 4 ottobre del 2019, nomi di poliziotti a cui si affiancano anche altri profili, non solo delle forze dell'ordine, morti in servizio o per aver contrastato con la propria attività condotte illecite di bande organizzate o singoli autori di reati di varia natura. Il SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, da 32 anni organizza il Memorial Day per mantenere vivo questo ricordo a Trieste così come in altre città italiane. È determinante utilizzare questi strumenti, queste giornate proprio per sensibilizzare e ricordare. Sono passati veramente tanti anni e c'è il rischio che quello che è accaduto non si ricordi più, e quindi ci pensiamo noi a ricordarlo e a cercare di valorizzare quello che sono i sacrifici di persone comuni come tutti noi, che hanno proprio sacrificato la loro vita proprio per il bene comune di tutti quanti. Domani e domenica la società San Luigi ospiterà la 31esima edizione del torneo di calcio dedicato alla categoria giovanissimi, torneo Città di San Giusto. Il torneo Città di San Giusto organizzato dalla società San Luigi si conferma appuntamento di un certo livello quando si parla di calcio giovanile nel territorio giuliano e non solo. Inter, Juventus, Venezia, Udinese, Sturm Graz, Rijeka e Zelie, più i padroni di casa, daranno vita sabato 4 e domenica 5 maggio a un evento dedicato alla categoria giovanissimi che si preannuncia molto interessante. I professionisti giocano con l'annata 2011, mentre noi il 2010. Questo sono gli anni di massimo apprendimento per un calciatore, per un giovane calciatore. E in questo torneo ogni anno si vedono delle realtà, dei giocatori importantissimi. È una vetrina dove che io invito un po' tutti quelli che sono amanti del calcio e che sono nel calcio, nei vari allenatori, a vedere, a seguire e a capire cosa stanno facendo queste società. Giunta alla 31esima edizione, il torneo di San Giusto, già Memorial Cocciani, vede proprio il San Luigi come campione in carica, avendo trionfato l'anno scorso contro l'Udinese. Il presidente Peruzzo guarda al settore giovanile, individuando tra i piccoli biancoverdi qualche giovane atleta di prospettiva. Stiamo lavorando per rientrare nell'ambito Juve, siamo abbastanza vicini. Quindi questo sarebbe per noi un grosso motivo di orgoglio e di rivalsa, no? Oltre a questo abbiamo dei ragazzi interessanti che sono seguiti dall'Inter in modo particolare, ma anche dalla Juve e dalla Fiorentina, quindi diciamo che è molto molto bene, oltre al fatto che
domani andremo a fare la finale juniores a Risano per il titolo regionale, che l'abbiamo già vinto l'anno scorso, e poi facciamo le fasi finali allievi e le fasi finali giovanissimi regionali, quindi direi che come settore siamo all'avanguardia. È tutto dal telegiornale di Tele4 di questa sera, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.